Ad Agrigento al Teatro Pirandello è stato presentato il volume Il teatro Luigi Pirandello di Agrigento di Fabio Zarbo, frutto di un lavoro di studio e ricerca sulla storia del teatro, valorizzandone il profilo culturale e identitario come patrimonio della città e dell'intera Sicilia. Il volume è una illustrazione della storia del teatro e ancor prima del desiderio nella città di Girgenti di realizzare, di costruire un prestigioso teatro comunale a fronte dei piccoli teatri che erano presenti in città appunto nella prima metà dell'Ottocento. Nel 1867 fu redatto il programma costruttivo di questo teatro ad opera di una commissione speciale che venne istituita e quindi vi fu un concorso che portò poi all'approvazione del progetto dell'ingegnere Dionisio Sciace agrigentino, il quale però dopo circa un anno fu sostituito nella direzione dei lavori dall'architetto Giovan Battista Filippo Basile, che l'amministrazione interpellò in seguito a delle polemiche che sorsero in città riguardo al progetto dell'ingegnere Sciascia, ma anche alle prime realizzazioni. Ricordiamo che l'architetto Giovan Battista Filippo Basile è l'autore del Teatro Massimo di Palermo, come è noto. Il volume poi illustra la vita del teatro sin dalla sua inaugurazione e l'importanza che ha avuto per la città di Girgenti prima e di Agrigento dopo, cambiando nome da Regina Margherita in Luigi Pirandello. Viene anche affrontato il tema dei restauri eseguiti sul teatro nella seconda metà del Novecento, che hanno portato alla definitiva riapertura nel 1995 dopo circa 40 anni di chiusura. Nell'ultima parte viene illustrata la vita del teatro appunto dal 1995 fino al 2025. Questo volume, diciamo, la data di pubblicazione coincide con i 30 anni dalla riapertura definitiva del 1995 e con i 145 anni dalla inaugurazione, con l'anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura e quindi per questi motivi l'amministrazione del teatro ha fortemente voluto giungere a questa pubblicazione. Oggi siamo qui al foyer del Teatro Pirandello, il foyer Pippo Montalbano, si presenta un libro sul Teatro Pirandello. Ringrazio Fabio Zarbo per la fatica e anche la Giunti per la realizzazione di questo meraviglioso volume. La cultura continua a essere protagonista qui nel nostro territorio. Abbiamo fatto scattare, secondo me, col 2005 quella scintilla culturale dove la cultura ha la C maiuscola. Agrigento continua a produrre, continua a muoversi, Agrigento continua con quella fabbrica culturale a 360 gradi che è la sua caratteristica. 2600 anni di storia ci hanno lasciato qualcosa e grazie al passato noi stiamo costruendo il futuro. Oggi presentiamo un nostro fiore all'occhiello, una vecchia idea che risale ai primissimi giorni del nostro insediamento, quando tutta la governance condivise l'idea di quantomeno aggiornare quella che era l'unica pubblicazione esistente sul Teatro Pirandello. Parlo del libro risalente al 2001, voluto dall'allora amministrazione comunale Sodano e curata dal sovrintendente Pippo Flora. Mancavano 24 anni di storia di attività del Teatro Pirandello e volevamo colmare questo vuoto, cosa che avremmo fatto sicuramente comunque. E però poi il caso ha voluto che si arrivasse ad oggi, ci si arriva grazie, lasciatemelo dire, alla nostra ormai consueta volontà politica di instaurare sempre collaborazioni istituzionali e a mai agire da soli o a compartimenti stagni. Il professore Fabio Zarbo, docente di storia dell'arte del Liceo Scientifico Leonardo, stava curando un progetto di studio, di approfondimento e di ricerca con alcuni suoi allievi sul Teatro Pirandello e con la collaborazione della Biblioteca Comunale, dell'Archivio di Stato, della Soprintendenza, ha finito per fare un lavoro immane
dal quale è venuto fuori qualcosa francamente di inaspettato, perché il professore Zarbo è riuscito addirittura a tirar fuori dei ritrovamenti inediti, materiale di grandissimo valore. E già col liceo scientifico Leonardo tutto questo era stato trasfuso in una visita multimediale eseguita proprio dai ragazzi del liceo scientifico Leonardo. A quel punto, devo dire, grazie ad un'intuizione del nostro direttore generale Salvo Prestia, siamo arrivati addirittura a mettere la classica ciliegina sulla torta, che è il coinvolgimento della casa editrice Giunti, che non ha bisogno di presentazioni, e che ha immediatamente sposato l'idea di mandare in pubblicazione, tra le sue iniziative speciali, questo libro del Teatro Pirandello sul Teatro Pirandello, qualcosa di cui andiamo orgogliosi e che certamente rimarrà ai posteri. È stata una collaborazione sul territorio con tutti gli enti locali, la Fondazione del Teatro Pirandello, il Comune, Agrigento Capitale della Cultura 2025, abbiamo iniziato oltre un anno e mezzo fa a parlarne. Come Giunti siamo stati particolarmente orgogliosi di realizzare questa bellissima opera editoriale che sarà fruibile e distribuita nelle librerie italiane, sicuramente con grande risalto alle librerie siciliane, ma non solo. Sarà disponibile e ordinabile su Amazon, su tutti i principali siti di e-commerce. Io invito tutti ad averla perché è veramente un prodotto a colori, ricco di immagini, di contenuti storici, e credo che alla fine di Agrigento 2025 un'opera editoriale di questo tipo possa solo che dare ulteriore lustro e rimarrà in peritura memoria nei tempi. Stiamo ragionando, abbiamo proposto di fare anche un'edizione in lingua inglese, visto la forte vocazione turistica del territorio, e quindi questo chiude un percorso eccezionale col professor Zarbo, che ha fatto un lavoro incredibile, le redazioni e le maestranze della Giunti, la stamperia della Giunti. Invito proprio a toccarlo, a sfogliarlo e a guardarlo, un grande progetto. Allora, ci troviamo oggi qui in un luogo meraviglioso, è uno dei tanti luoghi agrigentini che merita attenzione del Teatro Pirandello di Agrigento. Oggi viene utilizzata questa attività, questa occasione per presentare un volume che è stato, diciamo, un'iniziativa particolarissima che la Fondazione ha voluto attivare e realizzare con la Giunti Editore. La divisione della Giunti Editore, la divisione delle iniziative speciali, ha realizzato infatti un volume che ricostruisce con un'attività certosina realizzata dal professore Zarbo tutte quelle particolarità che il teatro contiene. È un'attività che è stata realizzata anche grazie a collaborazioni particolari come quelle dell'Archivio di Stato, come il Liceo Leonardo di Agrigento, e prende spunto appunto da un sistema che chiamerei Agrigento, ed è quel sistema che negli anni ha consentito di conservare in luoghi particolari determinate peculiarità che il mondo culturale, editoriale, artistico, scientifico, ma anche paesaggistico in Agrigento trova risorse inestimabili. Oggi sono contento di essere qui, lo faccio come parte in causa, ho sempre lavorato per il mondo della cultura, l'ho fatto per le più grandi aziende editoriali che in Italia hanno sviluppato attività appunto editoriale. Giunti Editore ha preso spunto da questa mia agrigentinità e ha voluto realizzare questo volume che oggi è appunto non un momento di arrivo, ma assolutamente un punto di partenza per sviluppi e progetti che metteranno in moto anche le nuove generazioni. La pubblicazione del volume sul Teatro Pirandello di Fabio Zarbo costituisce un'occasione straordinaria di
conoscenza, di tutela e di valorizzazione di questo monumento, un monumento che è fortemente identitario della storia della città contemporanea, come i templi lo sono della storia della città antica. Il volume è edito da una prestigiosa casa editrice, la Giunti, e la veste grafica è una veste grafica lussuosa con un apparato iconografico molto significativo che accompagna il teatro attraverso tutte le fasi della sua storia, con documentazioni iconografiche inedite riguardanti anche i restauri degli anni 80 e degli anni 90. Inoltre all'apparato iconografico si accompagnano anche delle ricerche documentarie molto approfondite che hanno richiesto più di un anno di tempo negli archivi locali e regionali, e queste ricerche vengono pubblicate all'interno del libro con una veste inconsueta, perché non si tratta di un'appendice documentaria, ma i documenti vengono trascritti e fotografati proprio all'interno delle pagine del libro. L'operazione di oggi è senz'altro un'operazione che riempie di orgoglio una comunità scolastica come quella del Liceo Leonardo, che in questa operazione investe il meglio del proprio capitale umano. Il professore Zarbo, autore del libro, è un docente di storia dell'arte del Liceo Leonardo, e i ragazzi che hanno curato il progetto che sta alla base poi dell'idea della pubblicazione che abbiamo presentato oggi sono i ragazzi che hanno messo il loro ingegno, la loro creatività e la loro curiosità al servizio di un'operazione di ricercazione sul Teatro Pirandello, che di fatto è stata appunto la base del lavoro che è stato presentato questa mattina. Indubbiamente è un lavoro in cui il Liceo Leonardo si conferma un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, ma anche di consapevolezza storica per i nostri studenti. Un vero e proprio luogo in cui il sapere non è statico, ma è un sapere che si interfaccia sempre in maniera critica, non solo con la conoscenza, ma anche e soprattutto con la promozione della bellezza. Noi crediamo che promuovere la bellezza nella formazione dei nostri studenti sia il dovere che ogni educatore debba sentire nella propria mission. Un'opera che nasce anche da una certosina attività di ricerca a cura del professore Zarbo, confluita nella pubblicazione di fonti inedite provenienti anche dall'Archivio di Stato di Agrigento. La realizzazione di questa pubblicazione rappresenta un'ulteriore modalità di restituzione della memoria storica collettiva, ma soprattutto rappresenta un traguardo rispetto al consolidamento di conoscenze che riguardano questa bellissima struttura che è un presidio culturale ed un hub culturale per la nostra città. Come Archivio di Stato di Agrigento siamo stati lieti di collaborare, anche perché molte delle nostre attività educative e didattiche sono proprio legate alla storia dei teatri, e certamente anche questa pubblicazione sarà per noi un elemento fondamentale nella restituzione dei vari contesti che riguardano il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento. Siamo particolarmente orgogliosi che la Giunti Editore abbia voluto sposare questo progetto e che proporrà il libro in tutte le sue librerie d'Italia. Un'idea che nasce lo scorso anno in collaborazione con il Liceo Scientifico, con il quale abbiamo realizzato le visite virtuali del teatro, quindi, che sono disponibili online sul nostro sito, e da lì è partita l'idea di produrre un progetto editoriale che parlasse di teatro, che fosse un segno tangibile, un segno duraturo nel tempo, per far conoscere il nostro teatro agli agrigentini e non.